Nel piano provinciale di protezione civile le prime notizie storiche risalgono al 745, quando Venezia fu colpita da un terremoto. Fu il più grave quello del 1093 che storse il Campagnel di Sant'Angelo, si legge, e ne seguì a dietro modalità e carestie. All'inizio del secolo XII sono da annoverare due terremoti, il primo attorno al 1106 a Malamocco, il secondo del 1117 a Sant'Ermagora, noto in letteratura scientifica e generalmente attribuito alla Lombardia-Veneto. Nei secoli seguenti però la città sembra assistere ad una diminuzione dell'intensità dei sismi, pur aumentando la quantità e l'accuratezza delle informazioni circa la sequenza delle scosse registrate nei secoli XVII e XVIII. Anche se nel Veneto sono state installate poche stazioni sismiche, è iniziata da qualche anno la registrazione anche dei piccoli terremoti, i cui epicentri sono stati localizzati nell'entroterra veneziano e nel Golfo di Venezia. Recentemente, nel 1997, uno sciame sismico, generalmente con magnitudo Richter inferiore a 3, ha interessato l'area settentrionale della provincia di Venezia. Le scosse di maggiore intensità sono state avvertite dalla popolazione e pertanto la loro intensità può essere valutata come moderata. A conclusione dell'excursus storico, lo studio della provincia afferma che un problema che rimane aperto è quello della determinazione del periodo di ritorno, dato che gli avvenimenti recenti in aree considerate poco sismiche riaprono questo capitolo, nel senso che le attuali conoscenze sismogenetiche non lasciano intravedere la presenza di strutture tettoniche capaci di generare terremoti molto distruttivi. Ciò non esclude la possibilità di dover subire terremoti mediamente distruttivi.